Il referendum regionale consultivo del 1° dicembre 2019, quello per la separazione di Venezia da Mestre per intenderci, aveva bisogno di un quorum di votanti per essere ritenuto valido? Se la legge lo richiedesse, lo dirà il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale. Qualcuno si aspettava il verdetto in queste ore. Marco Sitran, avvocato e tra i proponenti di quella consultazione, spiega perché non è ancora arrivato. Ieri abbiamo discusso nel merito la causa oralmente. Il giudice, a seguito della discussione, si è ritirato in Camera di Consiglio e credo che ieri sera abbiano depositato il dispositivo, accettando o non accogliendo il mio ricorso sul quorum che ritengo assolutamente inesistente in un referendum consultivo per la divisione di un comune ai sensi dell'articolo 133 secondo comma della Costituzione. Quasi un anno fa una percentuale plebiscitaria del 33% dell'elettorato residente a Venezia città rispose sì alla separazione. Potrà sembrare una ricostruzione parziale, ma il quinto referendum sul tema è prevalentemente nato a Venezia e si è dibattuto a Venezia, una città che anche a giudicare dalle ultime elezioni amministrative appare un corpo politicamente sempre più estraneo rispetto al resto del comune che porta il suo nome. Se il TAR stabilisse che non era necessario il quorum, cosa succede? Succede che essendo viziata l'indizione del referendum con un presupposto non previsto dalla legge e dalla Costituzione, si deve rifare il referendum tenendo conto che la popolazione andrà a votare senza alcuna necessità di quorum strutturale. E riparliamo a novembre quindi. Noi sapremo questo entro 45 giorni massimo e ovviamente non finirà qua, perché chi perde poi appellerà al Consiglio di Stato, secondo grado di giustizia amministrativa, che è quella definitiva.